Settima e conclusiva corsa di questa serata interamente dedicata ai gentleman. Si chiude con una prova per anziani categoria E. Macchina che si mette in movimento, uno Tomé dei Greppi, 2 Voltaggio, 3 Seapoint J-Bay, 4 Troy Holz, 5 Valdest, 6 Socrate Benal. In seconda fila 7 Special Fez, 8 Zirkovia Cis. Manca a rete Socrate Benal, che parte al solito piano. Macchina che li va per lasciare. In effetti li lascia in questo istante. Allo stacco Voltaggio, Seapoint J-Bay, Troy Holz, Valdest in diagonale. Voltaggio che difende la posizione interna. Primo a ritrarsi è Seapoint J-Bay alle spalle del leader, insiste invece Troy Holz al largo che viene cattivo e con decisione. Anche Valdest ha abbozzato il lancio in 14-3 con Voltaggio che replica Troy Holz, il quale si deve adeguare in fuoriscoperto. A contatto c'è Seapoint J-Bay che non vuole dare il posto alla corda a Troy quando si è al completamento del quarto di gara in 28,4, i 400 metri iniziali più veloci della serata di gran lunga. Si va sulla seconda piegata e Voltaggio ha respinto il primo tentativo di Troy Holz che rimane lì a mezza via fra il leader e Seapoint J-Bay che lo segue, 600 in 43,7. Il gap è evidente, Troy Holz che si ritrae, prova a farlo in terza posizione alla corda avanti a Valdest. Operazione che non riesce per l'inserimento di quell'altra. Il giro di corsa in 58,5, 14,9 davanti alle tribune. Voltaggio che sullo slancio prende un paio di lunghezza in margine a Seapoint J-Bay. Al largo si mette sulle gambe Socrate Benal che è stato fuori da tutti gli strappi. I 1000 iniziali da parte del leader in 1,14,2. L'errore quando si va sulla dirittura opposta da parte di Valdest che rientra al volo. Scompare Troy Holz, Voltaggio è in vantaggio, ha speso il meglio, Valdest che si ripropone a lato di Seapoint J-Bay, poi Socrate Benal, attacco della piegata finale, 15 a dritta in là, 1,29,2 i 1002, con Voltaggio che ha sempre quelle 3 lunghezze in margine nei confronti di Valdest, quale cerca l'inserimento quando si è all'ingresso da dritta arrivo. Voltaggio ha speso, quell'altra cercherà l'open stretch, ha ancora 2 di margine, però Voltaggio che tiene a distanza Valdest, Voltaggio che se la merita dal primo all'ultimo dei suoi metri. Voltaggio che vince bene davanti a Valdest, mentre per il terzo a distanza in open stretch Zirkovia Cis ha ragione di Special Fez. 1,59,3 il totale, 1,14,4 la media al chilometro. Per il ritorno al successo dopo qualche tempo di Voltaggio, Guido Gnoffo, il train di Edoardo Baldi, i colori sono quelli del gentleman palermitano, il numero 2 sul tabellone al primo posto e nelle immagini, al secondo il 5 di Valdest, al terzo l'8 di Zirkovia Cis. Questo è quanto per il venerdì di corse dal Savio. L'appuntamento è a domani con la serata del campionato europeo.